E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, che 2025 sarà quello che ci aspetta? Possiamo partire da una constatazione fattuale. Sarà sicuramente l'anno di Donald Trump. Perché banalmente, tutt'altro che banalmente in realtà, tra 20 giorni si insedia ufficialmente alla Casa Bianca il nuovo presidente degli Stati Uniti, che rappresenta, parole di Time che l'ha eletto persona dell'anno, il più grande caso di rinascita della scena politica americana. E dire che ce ne sono stati, per esempio Nixon, no, sconfitto da Kennedy nel '60, fu un grande caso di ritorno sulla scena politica, ma secondo Time quello di Trump è il più spettacolare della storia politica recente, quantomeno americana. E in effetti è così, perché Trump era stato dato per morto 627 volte da un mainstream, soprattutto europeo, che tende a non capire un H di America. Dopodiché ha vinto le elezioni che doveva perdere secondo i sondaggistoni, gli analistoni, gli espertoni, e li ha vinti con una grande marea rossa. Sapete che oltreoceano rosso è il colore dei repubblicani, non pensate al rosso nostrano, anche superiore a quella del 2016. Cosa vuol dire il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca? Vuol dire anzitutto un cambio di paradigma, il ritorno di quel realismo negoziale, di quel pragmatismo fermo, concentrato sul risultato, che ha contrassegnato l'esperienza di governo di Trump. Trump è un po' la riproposizione di un vecchio aforisma di Theodore Roosevelt, non Franklin Delano, Theodore, grande presidente repubblicano, che diceva: sii sorridente con tutti, ma porta sempre con te un nodoso bastone. Questo è un po' il punto della diplomazia di Trump. Così ha fatto nel suo primo mandato, con tutte le canaglie globali. Ha sorriso a tutti, ma sempre, diciamo, sventolato un nodoso bastone, che è il bastone della potenza militare, tecnologica, anche di soft power, anche di coinvolgimento americana. E non è andata malissimo, visto che i suoi primi 4 anni sono stati gli unici senza guerre degli ultimi decenni. Perché allora l'anno di Trump rischia, tra virgolette, seriamente di essere un buon anno per tutti noi? Anzitutto perché questo schema si riverberà sulla guerra in Europa, sul conflitto russo-ucraino. E lo schema di affrontarlo di Trump è già stato reso esplicito da questi 2 mesi di limbo, in cui non c'è iniziativa della vecchia amministrazione che non venga concordata con la nuova, ed è il negoziato attraverso la forza, la pace attraverso la forza, cioè portare gli attori al tavolo, in primis l'invasore che è Vladimir Putin, e trovare una quadra in nome della capacità di deterrenza americana. Zelensky, che sta vedendo anche venire meno dei consensi in patria per la guerra, l'ha capito e ci si è infilato quando ha evocato per la prima volta, diciamo, pubblicamente la possibilità della cessazione delle ostilità e della cessione di territori, che ovviamente è conditio sine qua non per una trattativa. Anche Putin si è dichiarato disponibile al compromesso, ha mandato subito un messaggio a Trump, memore dei 4 anni precedenti. Ieri poi Lavrov ha detto che il piano Trump non piace, e certo che non piace, perché che ne abbia detto la caricatura allestita dai sapientoni di qui sopra, Trump non è mai stato un amico di Putin, anzi è l'unico che ha contenuto efficacemente Putin. Ma lo stesso Putin sa benissimo che dovrà addivenire a un compromesso, anche perché Trump più volte ha detto: se non ci sarà una pace, rifornirò l'Ucraina di armi più di quanto abbia mai fatto Biden. E il suo classico schema è il nodoso bastone che accompagna il sorriso. E sarà sicuramente un approccio migliore rispetto al trascinamento senza costrutto di una guerra di trincea, che è quello che stava andando in scena.
Dopodiché l'anno di Trump promette di migliorare lo scenario mediorientale, che ha un influsso diretto su di noi, sui costi dell'energia, sulle nostre vite. Ricordiamo che Trump era l'artefice degli accordi di Abramo, grande capolavoro diplomatico che sostanzialmente aveva creato un asse diplomatico strategico tra Israele e Arabia Saudita, che probabilmente è la vera causa scatenante geopolitica del 7 ottobre, perché ha proprio tolto il terreno sotto i piedi agli ayatollah iraniani, al regime orrendo e al principale esportatore di terrorismo nell'area. Lo schema di Trump rimane quello. Trump ha chiaro che l'Iran è una minaccia esistenziale per il Medio Oriente e per il mondo libero. In campagna elettorale ha più volte alluso alla possibilità di bombardare i siti nucleari se facesse un passo concreto verso l'atomica. E quindi realismo, trattativa, restauro degli accordi di Abramo, con la percezione chiara che la piovra da contenere è quella terrorista manovrata da Teheran. Anche questa è una buona notizia per tutti noi. Poi c'è la macro buona notizia, cioè che è forse il senso stesso del trumpismo, cioè con Trump alla Casa Bianca si tornerà a contrastare seriamente l'OPA della Cina sul mondo libero. Che vuol dire, perché si tende a dimenticarlo, l'OPA del Partito Comunista Cinese, che è un tutt'uno con lo Stato, la società, l'ideologia, gli interessi cinesi sul mondo libero. Trump è l'unico che ha davvero contrastato la concorrenza sleale e il tentativo imperialista della Cina di comprarsi intere fette di mondo con questo schema. Questa cosa è una cosa che andrà anche a interesse dell'Europa, a meno di qualunque europeo sia affezionato alla propria libertà. Altra faccia della medaglia, Trump è la parola fine a tutti gli equivoci politicamente corretti, gretinismo e Green Deal in primis, cioè l'Europa stessa, fin l'Europa della von der Leyen, si sta rendendo conto che non può smantellare la sua principale industria, quella automobilistica, con un atto di masochismo rispetto a una Cina ovviamente che se ne frega ampiamente e a un'America che con le parole di Trump intende trivellare, intende togliere i sussidi ideologici green, intende tornare a produrre pienamente. Infine, ma non da ultimo, c'è la grande battaglia in primis di Elon Musk, prima ancora che di Trump, che è la grande battaglia contro il woke. Cioè Trump e Musk vogliono farla finita con questa follia, con questa ideologia subdola, inquietante, apparentemente soft, che in realtà è la principale minaccia interna alla libertà delle società occidentali. Fine dei finanziamenti a università e scuole che terranno corsi dove diciamo propagandano l'ideologia gender, fine dei finanziamenti a scuole e università in cui dilaga l'antisemitismo, fine di questa follia per cui il sistema dell'istruzione intellettuale occidentale deve dedicarsi al processo della civiltà occidentale medesima. Questa è proprio una battaglia di civiltà che sicuramente con l'arrivo di Donald Trump andrà in testa all'agenda americana, anche grazie al contributo di Elon Musk. Quindi il 2025 sarà l'anno di Trump, per fortuna che sarà l'anno di Trump, è un'ottima notizia che sia l'anno di Trump ed è anche il miglior augurio che facciamo e che faccio a tutti voi ascoltatori. Buon anno di Trump a tutti! Ci sentiamo l'anno nuovo, grazie a tutti. Tra un manifesto e lo specchio